Il tartufo bianco di Muzzana ha ricevuto la certificazione per la gestione sostenibile delle foreste secondo il sistema mondiale PEFC. Il PEFC opera in tutto il mondo, nella nostra regione, in Italia, è il più grosso sistema di certificazione della gestione sostenibile delle foreste e come tale certifica non solo la gestione delle foreste, ma la gestione sostenibile di tutti i prodotti legnosi che derivano dalle foreste e dei prodotti non legnosi che dalle medesime originano. Il caso di Muzzana è un caso emblematico di certificazione di prodotto non legnoso, così come emblematica è stata 2 anni fa la certificazione della birra agli aghi di mugo e ai sapori di pino silvestre di Forni di Sopra. Due certificazioni di prodotti non legnosi che hanno fatto il giro del mondo, che stanno avendo un grossissimo successo, perché sono in grado di certificare per il consumatore finale la natura assolutamente sostenibile dei luoghi, dei boschi da cui essi provengono e dei sistemi di produzione che li hanno originati. La gestione sostenibile significa gestione sostenibile dal punto di vista ambientale, dal punto di vista economico e dal punto di vista sociale. E quindi dalla foresta tutti i prodotti possono essere certificati nei loro passaggi attraverso alcuni sistemi che ne garantiscano la rintracciabilità. Quindi dal tronco tagliato in bosco che arriva in segheria e che viene segato, questo materiale segue secondo un meccanismo di certificazione a percentuale o secondo un meccanismo di certificazione totale al 100%, una sua rintracciabilità che è testimoniata, accertata dalle fatture di acquisto e di vendita e dalla proprio segnatura, quindi dalla certificazione dei singoli pezzi che entrano nella falegnameria. Da questa poi possono procedere ovviamente in una falegnameria dove vengono ulteriormente lavorati e per esempio gli scarti della segagione possono prendere la strada di un impianto a biomasse o di altre produzioni diciamo secondarie. Ogni passaggio di proprietà è attestato e certificato dalle fatture di acquisto e dalla diversa collocazione in magazzino e nei luoghi di lavoro e di trasformazione del prodotto stesso, finché di passaggio in passaggio si arriva al prodotto finale, che può essere un prodotto di arredamento, può essere un serramento, no? Oppure può essere, come dicevo, un cippato, un prodotto energetico destinato alla produzione di energia, che viene di volta in volta seguito e quindi tutti i soggetti che ne entrano in possesso devono essere certificati, hanno un loro codice identificativo che li identifica in maniera assoluta e attraverso le fatture di acquisto dei prodotti si può avere, come dire, la contezza finale che il prodotto tal dei tali è certificato e quindi proviene da boschi la cui gestione è fatta secondo i criteri internazionali riconosciuti da convenzioni internazionali di Lisbona, di Helsinki, della gestione forestale sostenibile. Per quanto riguarda il tartufo, analogamente a quello che è avvenuto per gli aghi di pino della birra di Forni di Sopra, la certificazione dei prodotti secondari non legnosi può avvenire automaticamente in quanto raccolti, è il caso del tartufo, in un bosco che ha già avuto la certificazione di sostenibilità. Il bosco di Muzzana, 160 ettari di foresta stupenda, rarissima foresta di farnie e di carpino bianco della pianura friulana, era stato certificato negli anni scorsi e oggi il tartufo, frutto che nasce sottoterra in quel bosco, può essere certificato nella misura in cui il soggetto
che ne cura la raccolta, e cioè l'Associazione degli Amatori del Tartufo di Muzzana, attesta, garantisce che ogni pezzo raccolto viene registrato, che viene identificato e la cessione avviene in maniera controllata. La certificazione PEFC oggi interessa una parte cospicua delle foreste regionali, oltre 81.000 ettari, di foreste prevalentemente distribuite nell'arco alpino e sono quasi tutte proprietà comunali e proprietà della regione, foreste della regione, oltre a circa 1.800 ettari di pioppeti per i quali la nostra regione vanta un primato di qualità produttiva assoluto in Europa. La certificazione dei pioppeti è una cosa specifica nata e voluta dalla regione autonoma Friuli Venezia Giulia, e oggi il sistema identificato in regione e, come dire, accettato dal PEFC viene utilizzato anche in altre regioni più piccole italiane. Nelle nostre montagne, come dicevo, abbiamo oltre 81.000 ettari di foreste certificate e abbiamo circa una cinquantina di soci che aderiscono a questo sistema PEFC, quasi tutti comuni ma anche dei privati, proprietari di bosco, e abbiamo anche certificato 35 aziende, 37 aziende per la cosiddetta catena di custodia, cioè per la rintracciabilità dei prodotti. Fra queste ci sono segherie, falegnamerie, tipografie, produttori o commercianti del legno di vario tipo, di varia natura. Questo è un sistema che serve a garantire e a migliorare le prestazioni, come dire, territoriali delle imprese e tende a costituire filiere del sistema foresta legno in modo da valorizzare il prodotto legno, da renderlo più appetibile dal mercato e soprattutto tende a far conoscere al consumatore finale le qualità e le caratteristiche di prodotti che appunto derivano da foreste che sono state gestite in maniera sostenibile.